Carissime amiche e carissimi amici, un nuovo illustre ospite rende onore al Museo del Calcio Siciliano di Noddonia e San Piniceto. È venuto da Catania e oggi abbiamo il direttore Giovanni Zappalà, con una ricca carriera, prima da calciatore, poi da allenatore, poi da direttore sportivo, e il quale oggi ci illustrerà tutta la sua carriera. Ha portato anche dei cimeli per Noddonia. E poi il nostro amico Gianni Rodirosso farà delle domande al direttore Giovanni Zappalà. Nino, ma anche da Catania vengono gli ospiti. Lo so, in ritardo sì, perché poi il tempo che non potevano partire da Catania e viene il momento di accoglierlo a braccia aperte, perché lo conoscevo da prima per via televisione, seguivo da Antenna Sicilia e mi piaceva quando parlavano cose di sport siciliano. Io ero felice e sono felice, ora che ce l'ho nel mio museo. Direttore, grazie per la sua presenza, tanto per cominciare. No, io vi devo ringraziare a voi perché ho trovato qualcosa di inimmaginabile, che in un paesino questo museo meriterebbe Catania, Messina, Siracusa, Palermo. Ognuno di queste città dovrebbe avere un museo del calcio. Nino, complimenti vivissimi e dico che gli occhi miei sono estasiati di vedere questo museo. Sono felice di essere qua. Tante volte dice uno, dove sei stato? Sono stato a vedere il primo e unico museo del calcio che c'è in Sicilia. Dobbiamo farlo conoscere ai siciliani, perché noi parliamo in Sicilia, ma non c'è cultura. Si parla che si giocatori che si dondolano dietro la carriera che hanno fatto, ma non fanno niente per far migliorare. Come io dico sempre, invece di fare i commentatori televisivi, perché non andate nelle scuole calcio, nelle primavere delle squadre, voi che siete stati assi del calcio, a dare, a trasmettere ai ragazzini quello che possono essere le prime basi del calcio? No, devono parlare per prendersi il gettone di presenza, poi tante volte devono dire e legare l'asino dove vuole il padrone. Vedi Guidolin che in questo momento in quella televisione che non vale niente, perché non si prende quasi mai, una volta dice è calcio di rigore, poi il VAR dice che non è calcio di rigore e lui si piega e dice sì, vero, non è calcio di rigore. Uno che ha fatto l'allenatore e il giocatore per tanti anni. Ha portato alcuni cimeli storici qua. Ho portato alcune cose perché non sapevo che c'era questa meraviglia, ma mi riprometto di essere vicino a Nino e fargli avere altre cose che possano star bene qui dentro. Ho portato un pallone che l'ho avuto in regalo in Inghilterra, originale proprio di quei tempi. E durante una partita che abbiamo visto c'era anche mia moglie di giocatori ex atleti handicappati perché hanno avuto degli incidenti o di macchina o perché qualcuno ha avuto il cancro al ginocchio e così via. E poi ho portato qualche almanacco o qualche libro di società, però antico, come lo sono io. E anche delle foto in Sì. cui poco fa Nino Donia già sapeva i personaggi che erano nelle foto. È vero, mi ha proprio stupito, perché ce n'è qualcuno che io reputo che è stato un grande campione, vedi Filippazzo di Porto Empedocle. Purtroppo quando i giocatori hanno dalla cintola in giù e non hanno dalla cintola in su, non fanno quella strada che ha fatto il buon Anastasi. E così è sempre stato. Ora diamo Giovanni Rodirosso, oggi ti diamo a te l'onore e onere di intervistare il direttore Giovanni Zappalà. Va bene, intanto anche a nome mio la voglio ringraziare sua moglie per la visita e di cose da dire ce ne sono tante, direttore. Sì. Noi cercheremo di Sintetizzare un pochino, perché sennò qua ci stiamo 3 giorni, perché abbiamo tanto da raccontare. Allora, ripercorriamo un pochino in sintesi questa carriera dall'inizio, diciamo così. Dall'inizio, perché sì, vale la pena. Io ho avuto il piacere e l'onore di assistere
il 5 gennaio 1949, lì inizia la mia carriera, assistere a una partita Palermo-Torino, il Grande Torino, che poi a maggio perì a Superga. E lì mi sono innamorato del calcio. Quella partita, vi dico, la rivivo come se il 5 gennaio 1949 fosse stato ieri. Pioveva a dirotto, eravamo più di 30.000 persone, ma proprio stretti, nessuno poteva aprire l'ombrello. Ci siamo bagnati perché la tribuna a Palermo non era coperta. Però ho visto il calcio e mi sono innamorato, come si innamora di una bella donna. E quando sono rientrato a Catania, anche grazie a mio padre che era un appassionato di calcio e infatti per una promozione mi aveva promesso di farmi vedere il Torino perché tifavo come tutti i ragazzi di quell'epoca del Grande Torino. E mi sono messo di buzzo buono e ho cominciato a formare delle squadre. La mia prima squadra è stata la Cignolin, torneo giovanile. E in una partita io facevo l'allenatore e il giocatore di questa Cignolin. C'era Biavati, ex alla destra del Bologna e della Nazionale, che era responsabile dei settori giovanili da Roma in giù. E il buon Biavati, dal recinto che c'era al Cibalino, dice: ma questa squadra di chi è allenata? Dice: del numero 4. E il presidente chi è? Il numero 4. Ah, dice, beh, complimenti. È venuto e mi ha detto: scusa, numero 4, perché non gli hanno detto il cognome. Poi io mi sono presentato, dice: ma mi puoi dire come ti è venuto di far giocare questa squadra? Perché abbiamo pareggiato 0-0 contro la Primavera del Catania. E gli ho spiegato, dico: sono stato a Palermo, mi sono innamorato, ora è passato quasi 2 anni, sono passati quasi 2 anni e mi sto cimentando a divertirmi. Dice: ti faccio un regalo, ci sarà il prossimo aprile il primo corso allenatore a Catania e te lo faccio fare. Disse: ma alla mia età, tu non ti preoccupare. Infatti quando sono arrivato, il più giovane aveva 46-47 anni. Mi dicono: ma dove stai andando? Dico: devo fare il corso come voi altri. Dice: ma di chi sei raccomandato? Sì, a me mi hanno fatto questo regalo Biavati. Allora sono stati tutti zitti. C'era Ferraris, che è stato il nostro docente, e così è iniziata la mia carriera. Subito dopo, l'anno dopo, sono andato a Castiglione di Sicilia e abbiamo vinto il campionato di seconda divisione, perché allora non c'era prima categoria, seconda categoria, c'era seconda divisione, prima divisione, promozione, CBA. Erano questi i gironi, non c'era l'eccellenza, non c'era la quarta serie. E subito, per fortuna o per abilità, non lo so, abbiamo vinto il campionato. Il secondo è stato il Mascali. Poi dopo Castiglione sono andato in giro perché dovevo partire militare. Sono partito militare, quando sono rientrato ho detto: ma io voglio provare a fare l'arbitro, perché è una cosa che mi attirava, e ho fatto l'arbitro. Poi ho dovuto abbandonare, perché volevano che dovevo rifare un referto per una partita importante e io ho detto di no. Ho detto di no e ho dovuto abbandonare. E allora ho ripreso a fare l'allenatore e sono andato a Nicolosi. A Nicolosi sono stato 5 anni. L'ho preso dalla seconda divisione e l'ho portato in promozione. C'era la buonanima dei Pulvirenti come presidente. E lì mi sono cimentato. Poi in promozione siamo rimasti 2 anni. Al quinto anno, in una partita Nicolosi-Leonfortese, che c'era Ferrigno all'ala destra della Leonfortese, un giocatore per me eccezionale, non riuscivo a bloccarlo, gli ho cambiato 3 volte la marcatura, abbiamo perso 2-1 e il pubblico mi ha contestato. E allora io ho detto: dopo 5 anni e 2 campionati vinti uno dietro l'altro mi contestate? E c'era anche mia moglie sulla tribuna e ha litigato col pubblico. C'era arbitro Artemisia di Messina, è stato così gentile, l'ha fatto scendere, l'ha fatta entrare nel campo, l'ha fatta sedere e è terminata la partita. Ho salutato tutti e me ne sono andato. Me ne sono andato, poi mi ha chiamato il Militello Val di Catania. Abbiamo vinto il campionato anche lì, dopo 2 anni che sono stato.
E lì ho trovato un giocatore che per me lo definisco una meraviglia, Ranvaldi. Dopo 2 anni, Ranvaldi era una mezzala, l'ho tramutata come stopper per causa di un infortunio, allora non c'erano le sostituzioni, e c'era Vellutini, ex portiere del Messina, che allenava la Massimiliana. Quando lo vide giocare dice: questo me lo dovete dare. L'abbiamo venduto, ora qualcuno riderà, 10.000 lire, delle vecchie lire, 6 palloni e una rete della porta. E l'abbiamo dato alla Massimiliana. Ha fatto carriera, ha giocato in Serie C, era molto forte. Poi ha avuto un infortunio e ha smesso di giocare. Dopo Militello sono stato a Gravina. Lì invece lottavo per salvare la squadra, perché non avevamo campo, ancora a Gravina non c'era il campo, giocavamo a Mascalucia, ma mi sono divertito tanto, perché tante volte salvare una squadra fatta di ragazzi giovanissimi vale più di vincere un campionato con gente che sa veramente giocare a calcio. Mi sono divertito un paio di anni a Gravina. Poi dopo Gravina ho detto basta, smetto, perché c'era troppa, dico una parola forse sbagliata, troppa sporcizia nel mondo del calcio. Non mi ci trovavo più, non era più il mio ambiente, gente che non aveva niente a che fare col calcio. E un bel giorno... Anni, direttore? Come? Parliamo di anni? Sto parlando degli anni 80. Anni 80, sì. Gli anni 80. Coincide il periodo. E poi invece io vorrei fare una piccola premessa. Tutto quello che ho fatto nello sport e nel calcio, perché tutto se interessava calcio, sia giocatore ero scarso, perché giocavo come gioca oggi Chiellini. Però siccome c'erano allora giocatori veramente che sapevano giocare a calcio, mi facevano passare il pallone fra le gambe oppure mi aggiravano e triplavano. Io ogni tanto ero cattivo. I più bei duelli li ho avuti con Poliafito. Ogni volta che giocavamo finivamo negli spogliatoi almeno dopo 20 minuti di partita. Era il mio avversario più duro. E invece come allenatore, devo anche raccontarlo, ho subito una squalifica. In una partita Nicolosi Trecastagni. L'arbitro per 2 volte si è avvicinato e mi ha detto che gli avevo rotto gli attributi, a quale alla terza volta gli ho dato uno schiaffo, perché un arbitro non si può permettere di dire lei mi ha rotto, e mi avevano squalificato a vita. Poi l'avvocato Di Biase, presidente della CAF, quando mi ha chiamato perché avevamo presentato un reclamo e tutto il resto, dice: ma vuoi un ex arbitro che colpisce un collega? Disse: no, ma guardi che si sono sbagliati. L'arbitro avvicinava per mostrarmi il cartellino per buttarmi fuori perché io ero molto agitato, scivola, io stendo la mano, questo si mette a ridere e me la tramuta in 3 anni. E con tutto in 3 anni squalificato, stavo fuori dal campo, abbiamo vinto un campionato a Nicolosi. E questa, diciamo, tutta la storia. Poi un giorno un mio cliente di Modica, che ora non c'è più, poverino, Antonio Urnia, mi chiama. E lì, più che il direttore sportivo, facevo un po' il suo consigliore. Ho avuto la sventura di trovare un allenatore che purtroppo è messinese, De Maria, che non andavamo d'accordo, perché Direttore, mi scusi, ci sono 2 De Maria, Guido e Gaetano. Guido. Lui si è sbagliato. Guido è un po' più grande, diciamo. Perché in un allenamento incitava i giocatori, quando l'arbitro è girato, colpisce l'avversario, al quale io ho detto: lei non è un allenatore. E lì sono stato a Modica 1 anno. Poi mi ha chiamato il Motta Sant'Anastasia, che era un piccolo paesino vicino Mister Bianco. Abbiamo fatto una squadretta, tutto, e siamo arrivati allora c'erano i playoff. Abbiamo fatto i playoff e abbiamo perso, perché l'allenatore, per 2 volte sollecitato a sostituire i 2 giocatori che l'arbitro aveva ammonito, allora c'erano le sostituzioni, ha perso tempo
e l'arbitro li ha espulse tutte e due. Siamo rimasti in 9 e abbiamo perso lo spareggio. Invece il 1 agosto del 2006 ho avuto una telefonata dall'ingegnere Tuccio di Gela, che mi invitava ad un incontro perché aveva rilevato il Gela allora c'era il Loto Petrucci. Aveva rilevato il Gela e voleva fare la C2. Dal 1 agosto al 7 agosto abbiamo fatto la squadra. Il 19 c'era la Coppa Italia. Purtroppo non avevo allenatori, tutti quelli a cui telefonavo erano impegnati, Modica, Romano, c'avevo altra gente e purtroppo mi è capitato Orazio Sorbello. Non devo dire niente come tecnico, però il girone d'andata siamo stati la rivelazione del campionato. Eravamo secondi a 2 punti del Sorrento. L'ultima partita Sorrento-Gela non mi ha convinto la partita, è finita 0-0, uscendo Rastelli e Ruotolo che giocavano mezzala a sinistra e alla sinistra nel Sorrento, 2 ex giocatori di Serie A. Tu Genova giocavano. Sì, e mi fanno, direttore, poi se al ritorno vi giocano i punti. Dico, che significa? Se ci giocano i punti. La partita era finita 0-0. Basta, abbiamo mandato via l'allenatore, siamo arrivati secondi e abbiamo fatto lo spareggio col Potenza. Nel Potenza c'era un direttore sportivo di nome Vico, che era stato esonerato e mandato via dal reparto collaboratore di linea dell'arbitro Collina, perché in un famoso Bologna-Juventus non aveva alzato la bandierina in un fuorigioco e la Juventus segnò. E questo Vico, ogni volta che ci siamo scontrati, sia all'andata che al ritorno, l'arbitro designato, quando lo vedeva, oh Vico, baci, abbracci e tutto. Abbiamo perso lo spareggio, pareggiando tutte e 2 volte 0-0, loro ci avevano pareggiato, ci avevano più la differenza reti a vantaggio. E lì è nato un pochino il contrasto, perché alcuni giocatori non si erano comportati bene nel finale. Poi il presidente aveva voluto mandare via tutti e lì abbiamo fatto un errore, perché io gliel'ho detto, con quella squadra, con 3 innesti e 3 giocatori mandati via, si poteva fare un bel campionato. L'anno dopo ha speso l'ira di Dio perché voleva vincere il campionato, siamo arrivati secondi di nuovo, ma allo spareggio abbiamo perso di nuovo. Poi si è fatto la C1 e io ero contrario, gli ho detto, Angelo, non spendere 1.200.000 euro, perché 600.000 come cauzione, 600.000 come iscrizione, con 1.200.000 euro noi facciamo il campionato di C2 e lo vinciamo. Lui si è indestardito, voleva fare per forza la C1 e allora lì io me ne sono andato. Anche perché voleva che facevo il direttore generale e avevo preso un direttore sportivo che a me non piaceva. E così ho concluso la mia carriera, anche perché non ero e non sono un tipo malleabile. Al mercato di Milano mi chiamavano cane sciolto, perché io sono sempre stato contrario ai procuratori, fin dall'inizio, di quando sono nati. Perché il giocatore purtroppo, e lo ripeto, Dio gli ha dato dalla cintola in giù, perché dandogli dalla cintola in su, procuratori non ne dovevano avere, perché bastava un avvocato, gli pagavano la parcella, potevano fare tutti i contratti che volevano. Io sono un altro che sono contro il VAR, perché per me il VAR sta portando dei danni enormi, perché non dimentichiamoci che nel processo del lunedì il buon Biscardi faceva vedere che la moviola si può manomettere e portarla come si vuole. E più di una volta, anche se non mi convincono quei fuorigiochi dettati dal VAR. Poi tante volte interviene, tante volte non interviene, tante volte è l'arbitro che chiede, tante volte è l'arbitro che decide. Se non mettono una regola ben precisa, il calcio sta morendo e non lo vogliono sta morendo perché non si può fare più un vivaio
come faccio io un vivaio a investire se poi un procuratore mi prende il giocatore quando e come vuole? Ora vediamo la fine che ha fatto Donnarumma, e già si sta vedendo in nazionale che non giocando fa qualche errore di troppo, e intanto pur di prendere dei soldi in più ha preferito andare a fare la riserva al Paris Saint-Germain. E così tanti altri giocatori, perché poi io che avevo, mi ricordo tantissimi anni fa, seguivo il Real Messina, perché c'erano due giocatori giovanissimi allora, uno è Quintoni, l'altro era l'ala sinistra che ora mi sfugge il cognome, che meritavano le serie superiori. Infatti Quintoni poi l'ho portato a Gela, ha giocato in C2 con me, e mi piaceva girare, e mia moglie la devo ringraziare per questo, perché mi concedeva la domenica, dopo che stavo tanti giorni fuori, di venire e girare nei campetti per andare a vedere un giocatore o un altro, perché era una mia passione e mi piaceva scovare qualche ragazzo, come ho fatto con Corapi, che l'ho preso dal Sapri, l'ho lanciato in C2, poi in C1, poi è andato a Parma, ha vinto 2 campionati col Parma, è stato a Catanzaro, ora gioca con la Mezzia Terme, o Daiello, che dal Gela l'abbiamo dato al Torino. Cioè era un piacere poter portare dei ragazzi senza prendere nessun compenso. E vi devo dire un'altra cosa, quando c'era il corso allenatore a Coverciano, e io ero a Gela per fare la C1, era andato a prendere Corini, Eugenio Corini, e infatti ancora adesso siamo rimasti buoni amici, perché lui ha detto: direttore, lei è stato l'unico che credeva in me prima ancora che iniziasse la carriera, perché lo vedevo, una mezzala può fare l'allenatore a occhi chiusi, un mediano idem, il portiere, il centravanti un po' meno, e abbiamo avuto i riscontri. Io ho avuto il piacere di conoscere Piola, che è venuto a fare il corso di aggiornamento, un corso di aggiornamento di allenatori. Ho conosciuto tanti giocatori e allenatori di una certa importanza. Ho passato una notte con Scopigno in una famosa Juventus Cagliari, che poi il Cagliari ha vinto a Torino e ha vinto lo scudetto. Per me era grande fumatore, e beveva whisky a non finire, però di un'intelligenza calcistica da far paura. Lidon no. Direttore, un'osservazione. Ha parlato di procuratori, no? Sì. Cioè, vogliamo un attimino definire questo ruolo del passato? Perché anche in passato c'erano, non erano ufficialmente riconosciuti, erano dei mediatori, delle cose, con il ruolo dei procuratori di oggi, che hanno cambiato il calcio naturalmente. Allora, quelli che chiamiamo procuratori di un'epoca passata erano mediatori, però era gente che andava a scovare i giocatori in giro. Oggi non è più così, perché io l'ho visto quando eravamo a Gela, quello con Gela, arrivavi al mercato, uno che non avevo mai visto né conosciuto, siccome portavamo il cartellino con nome e cognome: oh Giovanni, come stai? Guarda, ho 3 giocatori che sono la fine del mondo. Ma chi sono? A, B e C. Ma guarda, non mi interessa né A né B né C. Ma guarda, tu li prendi, diciamo al presidente 15.000 euro, 7.000 te li prendi tu, 8.000 io. Ma questo che è procuratore? Ma non uno. Poi c'erano anche le donnine che passeggiavano lungo e in largo nel mercato, e ti arrivava, sa, il mio datore di lavoro c'ha una mezzala che, guardi, non mi interessa nel mezzala, sono io che scelgo i giocatori. Infatti mi chiamavano cane sciolto, e Fabiani, che voi ben sapete, braccio destro del buon Monci, e al mio presidente glielo diceva più di una volta: ma tu ti devi liberare di Zappalà. Zappalà si crede di essere e che può fare tutto quello che vuole, e non è così. A me mi davano fastidio tutte queste cose, perché se io volevo Rodilosso, no, dovevo prendere Rodilosso e un altro che a me non serviva completamente. Questo è il procuratore sbagliato.
il pacchetto. Io non dimenticherò mai Ceravolo, altro braccio sinistro di Moggi, che io ero andato a parlare col Pessotto, che lo conoscevo dai tempi del Torino, siamo rimasti ottimi amici. Mia moglie si è meravigliata che una sera mi ha telefonato alle 11 di sera per dirmi che mi dava i 2 giocatori che avevo richiesto alla Juventus della primavera. Uno era il fratello di Giovinco, l'altro era il portiere. Quando vado per firmare il passaggio, trovo Ceravolo e mi fa: ma io sono il responsabile del settore giovanile della Juve, non ti posso dare né poi venire a Gela, ma che non se ne parla, ti posso dare il portiere della San Benedettese. Non fa per me il portiere della San Benedettese, io voglio quello della primavera della Juventus. E Pessotto è venuto a scusarsi con me e dire: Giovanni, purtroppo sono loro che dirigono le cose. Infatti, se mi posso permettere, quest'anno, dopo che le società hanno problemi e si sono quasi tutti indebitati per colpa di cifre enormi che i procuratori impongono alle società, credo, se la notizia è vera, che Maldini è uno dei primi a buttare fuori dal Milan Calcio i procuratori. Non devono entrare. Esatto, ma tutte le società dovrebbero fare questo. Poi, signori, ora siamo sinceri, quando io sento che hanno risuscitato Abete e l'hanno fatto ora commissario dei dilettanti, ma signori, ci siamo dimenticato quello che ha fatto Abete? L'hanno buttato fuori. Siccome ha il fratello che è un banchiere, e allora è venuto fuori di nuovo a galla. Il calcio è in mano a persone che non sono adatte a dirigere il calcio. Io vi racconto un episodio. Eravamo in riunione, Macalli, presidente della Serie C, c'era il presidente del Novara, era l'avvocato Vecchio, una persona eccezionale, di un'eleganza e di una raffinatezza nel parlare unico. Questo gli ha detto: avvocato, mi sa che lei rimarrà sempre in Serie C. Perché? Perché c'era il presidente della Juve Stabia, c'era il presidente della Nocerina, c'era il presidente della Salernitana, del Frosinone, che raccoglievano le deleghe e lui veniva automaticamente sempre rieletto. Poi a 71 anni finalmente l'hanno buttato fuori. Perciò noi abbiamo queste cancrene che dirigono il calcio, perché voi lo sapete chi ha messo fuori il VAR? L'arbitro Rossetti. Rossetti era una mezza tacca come arbitro, è stato fatto fuori. Cosa costa il VAR a una società? Quattrini. Ora, il calcio che è indebitato fino al cima dell'ultimo capello dovrebbe evitare queste spese inutili. Io mi sono battuto, volevo fare una petizione contro il VAR, perché ho detto: ma è la cosa... Ora, scusate, arbitro cosa significa? Arbitro significa che sono il direttore di una contesa, di qualsiasi genere. Invece ora cos'è? Un conduttore di gara, perché deve aspettare poi quell'altro fatto che non posso alzare la bandierina quando vedo il fuorigioco, devo aspettare che il VAR mi dice è fuorigioco? Sì, antipatico proprio. E ditemi, abbiamo avuto l'esempio di Bernardeschi che si è fatto male per non aver fischiato prima e la Juventus ha preso il gol felice perché anti-juventino, ma dispiaciuto perché era una cosa errata. Ora, se tu metti un presidente come si deve, che capisce di calcio, voi ne sentite più parlare di Albertini? Non se ne sente più. Sì. Prima era vicepresidente, era questo, era quello, lo hanno fatto fuori, perché era uno che di calcio ne capiva. Ora, perché i presidenti, e la mia domanda è questa, perché i presidenti non si ribellano a queste cose? Fanno passare tutto sotto silenzio. Allora c'è qualcosa che non mi convince. Così. C'è tanta politica pure nel calcio. Sì. E questa è la verità. Noi dobbiamo veramente pulire il calcio, ma non si può pulire così. Ora, quando un Raiola prende 20 milioni di euro per la transazione di Donnarumma al Paris Saint-Germain, ma stiamo a scherzare?
Con 20 milioni si comprano 4 giocatori, 10 giocatori di Serie C. No, pure di Serie A. Addirittura. Dico, Anche ora di Serie A. io un altro esempio, ma questi direttori, questi presidenti che capiscono di calcio, faccio un esempio ma puerile. Il Padova sta lottando contro il Sud Tirolo per vincere il campionato della C, del girone B. E dà al Catania, che è una squadra in sofferenza come società, in prestito un giocatore della Primavera che si chiama Moro, che ha fatto 13 gol. E i due centravanti del Padova, uno ha 34 anni, l'altro ce n'ha 36, d'esperienza, hanno fatto 3 gol, 2 e 1. Un bel affare. Ora, sto direttore sportivo del Padova, io l'avrei messo alla gogna. Come mandi un ragazzo di 20 anni in una società che è in sofferenza, tra l'altro, e tu vuoi vincere il campionato? Gianni, ora basta, no? Direttore, domande ce ne sono tante. Allora, facciamo qualche nome nel cammino, diciamo così, del suo lavoro nel calcio. Qualche nome di spicco che ha scoperto lei, che ha trattato lei. Ma io vi posso dire, per me il miglior ragazzo che ho avuto, me ne vanto nel dire, è stato Rambaldi, che l'ho tramutato da Mezzala, era fanatico per il numero 10, l'ho portato a fare lo stopper allora non c'era né il libero, era quando si giocava col metodo, col sistema. E poi posso parlare di Carmelo Guglielmino, che da Mezzala l'ho tramutato a terzino, oggi chiamato fluidificante. Allora era il terzino di fascia, siccome aveva la velocità e sapeva crossare molto bene. E c'è stato Parlagreco, un argentino che è qui proprio, che era formidabile, è stato anche convocato perché aveva il doppio passaporto nella nazionale giovanile italiana. Corapi, che l'ho preso dal Sapri e ha raggiunto Daiello, dalla Primavera del Palermo, è andato a finire nel Torino, nel Binoleffe, e diciamo altri come il cugino di Filippazzo, che è andato a finire a Varese, mi sta sfuggendo il cognome, ora poi verrà fuori. E dico, Diciamo parecchi. quella carriera che, come mi ha detto lei, è iniziata quasi per caso. Sì. Perché veniva, diciamo così, contattato come dire, come un intenditore di calcio, perché molti lo ritenevano tale, esatto, un grande intenditore di calcio, che venivano a consultarsi con lei, quasi ispirarsi, quindi di nomi ce ne sono pure altri. Sì, vedi, famosi, stai dicendo una cosa veramente che ogni tanto mia moglie facevo, ma scusa, chi è che ha il telefono? E gli facevo, è il presidente, c'era il presidente del Sorrento, che mi telefonava per sapere di giovane Mezzano, di giovane mediano, chi mi mangi? Cioè avevano fiducia, io mi accorgevo che avevano fiducia perché andando in giro e guardando, io mi innamoravo perché avevo questa dote e me la riconosco, non sono presuntuoso. Quando ero in campo leggevo la partita e tante volte è capitato, almeno con una decina di ragazzi che ho avuto con me, di levarli da un ruolo originario e tramutarlo in un altro ruolo. Allora, faccio queste altre 2 domande e la libero perché il tempo passa. No, questa ci tengo perché dobbiamo approfondire una cosa che ha a che vedere col calcio, ma non è del calcio, diciamo così. Quando arriva il momento del libro, del primo libro, come gli è venuto in mente? Allora, come lei vede, io ho portato degli almanacchi degli anni precedenti. Ecco. E avevo questo desiderio di trasmettere quello che sentivo dentro di me e far conoscere anche alcuni personaggi. Per esempio, abbiamo parlato di giocatori.
E io vi faccio un nome che forse non è mai venuto fuori, Nino Giuffrida. Nino Giuffrida per me è stato il giocatore più completo che io abbia mai conosciuto. Giocava nella Cirreale. La Cirreale era allenato da Banas. Banas era un allenatore con un arto di legno, perché aveva avuto un incidente automobilistico, ma un gran allenatore, veramente grande. E essendo amico con Viani, gli fa il nome di Nino Giuffrida al Milan. Nino va a Milano, prova col Milan, toglie il posto in prima squadra a Cesare Maldini, che è tutto dire. Purtroppo... Nino Toni è milanista, occhio a Sì. quello che diciamo. No. E non lo guardo, Io Cesare l'ho conosciuto... Qui è venuto il Baresi, non so se lo Io Cesare Maldini l'ho conosciuto di persona perché quando ero a Milano, che lavoravo a Milano, frequentavo l'Assassino. L'Assassino era un ristorante di Gori, il papà di Gori, giocatore. E lì ho conosciuto Carosio, ho avuto il piacere di conoscere Carosio, di conoscere Rocco, di conoscere Cesare Maldini, di conoscere Gianni Brera, perché erano tutti sempre lì. Ed ero diventato io il jolly loro, perché ero un ragazzino e parlavo di calcio infervorato, poi che dicevo che avevo fatto il corso allenatore, perciò loro si divertivano, magari mi spottevano un pochino, ma io ero contentissimo. E pertanto, solo che Nino aveva tutti i vizi di questo mondo, tutti. E Viani. Tanti grandi calciatori sì. sono riusciti a fare carriera e poi finire male. Io ho avuto il piacere in una serata di farmi autografare da George Best, un altro grande talento che poi è finito male. Malissimo. A elemosinare una serata. Quindi Gasconi, tanta gente. Ora vive nella miseria. Maurizio Schillaci. Maurizio Schillaci, torniamo ancora ai nostri giorni. Sì. Allora, direttore, la domanda che le volevo fare per il libro è che noi ci siamo conosciuti grazie al suo lavoro del libro. Esatto. Lei è stato proprio di una gentilezza unica. No, siete stati voi, perché quella telefonata che ho ricevuto è stata per me la cosa più bella. Un bambino che ci aveva regalato il cioccolato. E da lì praticamente è iniziato, diciamo, questo nostro rapporto. Sì. Grazie al libro. Ora noi ci siamo cimentati pure a fare un libro meno dettagliato magari, però che ha riscosso anche qui dei consensi. Ecco, volevo fare un confronto tra la mia esperienza e quella che ha vissuto lui. Ecco, com'è andata questa esperienza del libro, le difficoltà, cosa, ma io ne ho il materiale fotografico, ecco, ma quello perché un po' come Nino, io ho parecchio materiale a casa, perché mi piaceva raccoglierlo, per esempio Filipazzo, io impazzivo quando lo vedevo giocare, quando è stato alla Massimiliana, e lui ha avuto la fortuna di andare a Firenze. Si giocò tutto perché gli ha fatto un tunnel ad Antonioni. Sembra una cosa strana. Antonioni ha preteso che lo mandavano via. Probabilmente i giornali questo non lo Tanto c'era l'attaccante faceva il tunnel. Lui era un'istituzione allora. Antonioni. È nazionale. Poi ha quell'incidente con Martini. Dico, era la bandiera, diciamo, come Maldini nel Milan, o Baresi, come Totti a Roma. Il suo pensiero contava molto. Quindi se lui si metteva in punta di piedi e diceva questo non lo voglio, poteva andare via. Quindi è stato più facile, diciamo, nella sua esperienza nel... Sì, il materiale l'avevo già in casa. E le devo dire che ho avuto anche riscontri negativi con parecchie società. E siamo arrivati al dunque. Mi sono nauseato che anche società piccoline facevano resistenza, perché, dico, non è il caso, ma cito una società come il Due Torri, che gli telefonavi, si è messa a disposizione e tutto. Poi magari telefonavi, non so, alla Nissa, e ti faceva difficoltà, allora dovevo andare a cercare Cipollone, che eravamo amici perché giocavamo contro,
Cipollone, c'hai qualcosa della Nissa? E lui mi favoriva. Però grazie a tutto il materiale che avevo a casa. Al contrario, la nostra esperienza, magari qualche volta ne abbiamo anche parlato, è stata negativa su tutti i fronti, inizialmente, perché Messina, forse al contrario di Catania, è una città morta, dove nessuno ha iniziative, ma è una città attenta a distruggere le iniziative degli altri. Sì. Quindi io non faccio niente per mentalità, però se lei fa qualcosa sono lì a puntare il dito Chiaro. e a cercare il difetto, o inventarlo anche per deprezzare il lavoro che lei ha fatto. Le difficoltà che noi abbiamo avuto, al contrario delle sue difficoltà, è che lei già aveva un materiale fotografico di cui usarlo, noi invece non avevamo niente, quindi come nel museo contavamo molto sulla generosità, tra virgolette, diciamo così, degli atleti. E gli atleti importanti, diciamo così, per la mia esperienza, mi hanno accolto a casa, mi hanno messo 2 album come Vittorio Schifilliti sul tavolo. Giovanni, guardiamoli insieme e scegliamo qualche foto. Magari quelli meno importanti, vediamo, domani passi. Cioè, diciamo, un atteggiamento di chi non crede che tu riesci a fare un'opera del genere. Solo che poi, se tu non recuperi il materiale di tutti e decidi di chiudere e fare il libro, questa gente non ci sarà. Esatto. Allora, quando non c'è, dopo che pubblichi il libro e che tutti fanno delle recensioni positive, allora vuoi salire sul carro del vincitore. È vero. E allora dici, ma io non ci sono, avevo 2000 foto, ma sono passato da te, ho aspettato. Quindi hanno tutti in qualche modo fatto ostruzione perché forse non credevano magari nella realizzazione della cosa. Poi però quando è stato fatto volevano esserci dentro anche loro. Io non è che ho fatto una classe di merito, cioè noi più atleti mettevamo nel libro, più il libro veniva ricco. Logico. Non era una questione di merito. Abbiamo trattato il calcio siciliano e quindi più foto avevamo, più il libro naturalmente veniva ricco in tutte le categorie, epoche. Però le difficoltà sono state queste. Perché appunto, come le dicevo, nessuno fa niente, ma le iniziative dei pochi vengono sempre contrastate, non so per quale motivo, non so se invidia, non so se gelosia, pure l'invidia è una stupida. Il museo, inizialmente nato così per gioco, adesso che la realtà cresce e qui sono venuti personaggi, senza offesa, di ogni epoca e di ogni categoria, ci hanno onorato della visita, dal più importante al meno importante, e li abbiamo accolti con tutti gli onori. E Nino Toni ha fatto il quadrone di casa e quindi... E adesso già comincia a essere scomodo. Il perché potrei trattare da qui a domani mattina a parlare di questa cosa, ma già comincia a essere scomodo. Ma questo è un punto di ritrovo, di riferimento per quel calcio del passato, la memoria storica. Fra 150 anni, quando il signor Zappalà non ci sarà più, 160, le persone verranno qui a vedere il lavoro, chi era Zappalà quando lui era nel calcio, cosa ha fatto. Ecco, questa è la memoria storica, per non dimenticare, altrimenti chi verrà dopo non saprà niente del passato. I ragazzi adesso non sanno niente, sono queste le iniziative che mostrano ai ragazzi che qui negli anni 40-50 in questa regione, nella Sicilia, si è fatto calcio. Un'altra epoca, altre condizioni, guerre di mezzo, persone che agivano in modo gratuito solo per passione, cosa che ormai è finito. Quindi è questo il museo, sono questi i libri, è una raccolta storica, per non dimenticare. Un giorno... Chi si oppone a tutto questo, diciamo così, è contro alla storia. Ti voglio aggiungere due cose, certo, perché tu, giustamente,
E la cosa più brutta che io ho riscontrato per quando ho fatto i 2 almanacchi è l'indifferenza delle società. Alcune società si sono comportate veramente male. Vedi l'Agragas, ne faccio un nome uno per tutti, che si è fatta addirittura fare la fattura e ancora che aspetti i soldi. E meno male che c'erano gli sponsor che mi sono venuti incontro. E 2, l'ignoranza, perché lo sottolineo, l'ignoranza dei padri che quando arrivavano all'edicola e l'edicolante gli diceva: guardi, c'è l'almanacco del calcio siciliano. Ah, niente, mio figlio c'ha Facebook, o mio figlio c'ha internet e vede il giocatore. Non è la stessa cosa, gli dicevo, perché lì c'è scritto, e ti faccio notare alcune cose che non puoi trovare né su internet né su Facebook. Poi il valore della carta È il valore del impagabile. libro è impagabile. Quando tu vedi qualche foto di qualche, oppure quando ho messo Cannarozzo, che è un ottimo medico, ma nessuno sa che ha esordito con il Catania contro l'Inter a Milano. E l'altro giorno leggevo Samperi, Mariolino, altro gioiellino come giocatore del Catania, ora non c'è più, che qualcuno nella recensione ha messo l'unico giocatore catanese che ha giocato col Catania in Serie A. Non è vero, i catanesi ne hanno giocati parecchi in Serie A col Catania, solo che quello conosceva solo Mario Samperi. Come quando io andavo ad Andenna Sicilia, tante volte mi arrabbiavo perché gli dicevo: senti, ma tu che hai 30 anni, che hai visto giocare? Perché nella vita vale anche questo. Io ho visto giocare 2 squadre che il calcio me l'hanno proprio detto: questo è il calcio. Il Torino e l'Ungheria, di Kocis, Puskas. Di Stefano era argentino, sì, Puskas. Era argentino e giocava con Puskas nel Real Madrid. Nel Real Madrid, sì. Gento, sì, questo. Stiamo parlando della storia. Della Santa storia. Maria, Oppure, Alonso, Santista, oppure Ballo. quando mi dicono Immobile ha raggiunto il record di gol nella Lazio, ma quando c'era Piola c'era il campionato italiano e basta, fine della trasmissione. Qui è la nazionale, qui ci sono coppe una dietro l'altro, partite amichevoli una dietro l'altro. Allora Piola, Meazza, i ragazzini che cosa conoscono di queste persone? Che viaggiavano in treno in terza classe col panino e la mortadella per andare a giocare. E erano 2 campioni che hanno fatto la fortuna dell'Italia degli anni 30. Ci sono tante cose, gli aneddoti che i ragazzi, Non sanno. io volevo trasmetterle queste cose. Per esempio nel 51, quando l'Italia con la nazionale partì e andò in Brasile, partirono con la nave, cioè una pazzia. Poi al ritorno hanno preso l'aereo. E allora Lorenzi, detto Veleno, giocatore dell'Inter, ha detto: no, l'andata in nave, io mi faccio anche il ritorno in nave. Cioè, sono delle piccole cose, però, che i ragazzi oggi sconoscono, non gli interessa più niente. Vuoi sapere chi era Barresi? Leggono lì, va bene, basta. Non è così. Direttore, le faccio l'ultima domanda e guardo sua moglie. Progetti per il futuro? Sono fuori gioco. Sono fuori gioco perché non Puoi fare esistono... tutto quello che vuoi se sei felice. No, sono fuori gioco perché non esistono più società. Ho avuto l'ultimo contatto l'ho avuto col Canicattino. Quando ho detto: Presidente, cosa vuole... Dobbiamo vincere il campionato. Il campionato non si vince perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Possiamo fare una squadra competitiva. E allora abbiamo fatto il conteggio, ci vogliono 240.000 euro. Oh, più di 120.000 io non ne posso spendere. E allora, Presidente, si può fare una squadra? Dignitosa. Arrivederci, grazie. Me ne sono andato. Non si può lavorare No, più, dai. no. Non c'è Adesso più. quindi ci limitiamo a vedere nel divano di casa comodi seguire qualche partita Sì. di C Sì. e godersi di più la famiglia, visto che in passato tra lavoro, calcio È vero. e cose varie. Ma lui si traeva del suo lavoro, si prendeva la borsa e andava a allenare il Nicolossi.
Quindi diciamo che gode un pochino, dopo tanti anni, meritato riposo. Ma io devo dire che sembra un'assurdità, che ancora mi sentirei di dare qualcosa, perché ripeto, per esempio Corapi, che ci siamo incontrati quando lui è venuto a giocare col Trapani e col Catanzaro a Catania, mi faceva direttore, lei era di un'altra epoca, lei non è un direttore sportivo moderno, perché a me, quando andavo a prendere lo stipendio, lei mi diceva: qui ci sono 200 euro per la partita che hai fatto e sei stato il migliore in campo. Lì, quando andavo a prendere lo stipendio, c'era il direttore che mi diceva: lasciami quello che mi devi lasciare. I ragazzi erano abituati e mia moglie si sacrificava, e lunedì sera venivano a cena a casa. Io lo facevo per due motivi: perché quando i ragazzi sono liberi, parlano, se sono soddisfatti, non sono soddisfatti, se l'allenatore io recuperavo parla greco, perché l'allenatore si era messo in testa di far giocare un anziano per tenergli buono lo spogliatoio, e io gli dicevo: non c'è bisogno che tu tieni un giocatore per tenere buono lo spogliatoio, ci sono io che tengo buono lo spogliatoio. Poi il martedì venivano gli sposati, perché avevano la moglie, la fidanzata e così. E vi racconto Così si quest'ultima faceva cosa. gruppo, si faceva spogliatoio. Sì, sapevo Dentro tutto e fuori del di campo. tutto. Vi racconto quest'ultimo aneddoto, penso che non lo so quanti direttori l'hanno mai fatto, ma tutti si sono meravigliati. Prima di iniziare il campionato, il primo campionato col Gela, ho radunato tutte le mogli e fidanzate e li ho portati a cena con mia moglie e la moglie del presidente, e gli ho fatto tutto un discorso. Infatti l'unico è stato il portiere di riserva, che era sardo, che non ha mandato la fidanzata. Aveva paura. Per concludere, ora conclude Giuseppe Ninodonia, e le volevo dire una cosa. Dico, ho avuto anche la fortuna di trovare le fidanzate di una volta, perché se era in quest'epoca si ritrovava Vandanara o qualche altra fidanzata di queste tatuate che sono in Instagram, ecco, era un pochino più difficile portarli a casa da sua moglie. Ma ce l'avevo qualcuna un po'. Sono impegnatissime loro Lo so, a lo fare so. da influencer tra Instagram e Oggi- Facebook, niente, è oggi tutta un'altra lasciamolo cosa, stare. direttore, dai. Lasciamole stare. E ti volevo chiedere una domanda da lei, da grande conoscitore del calcio. Il calcio siciliano attuale. Vive... È in grossa sofferenza. Allora le dico: Palermo, se non trova una società stabile, è inutile che fa sforzi per salire. Il Catania 2 anni fa doveva fallire e poi riniziare, per colpa di quei fanatici che dicono dobbiamo mantenere la matricola, che non vale niente oggi. E io ho paura che il 21 dicembre il Catania scompaia. Speriamo di no. Messina, perché 2 squadre? Quando già una vi viene difficile. Siracusa, tante piccole squadre in promozione che è in eccellenza, per che cosa? Ragusa, idem, 2 squadre e così via. Non c'è, e perché poco fa, quando mi ha chiesto che programmi ho, ma io sarei felicissimo di aiutare una società, perché tutta la mia esperienza gliela porterei gratis. Io anche per il Catania avevo detto: ci vado io a fare il direttore sportivo gratis. Non che oggi paghiamo un direttore sportivo e un responsabile dell'area tecnica, che costano 12.000 euro, non una lira. E intanto le società non capiscono che oggi ci vuole tutti parlano di programmazione, quando tu arrivi non sanno cos'è. Ma dopo l'ultima sconfitta del Messina, l'ennesima sconfitta, lo Monaco, credo, che ho letto nei vari rotocalchi, così, ha rilasciato una dichiarazione, invece di parlare del problema che sono ultimi, ha detto che in 2 o 3 anni arriveranno in Serie B. Sì, Oh, questa era vecchia. Era vecchia? All'inizio del campionato era... sì. Non Quindi allora ho parliamo di letto una questo. notizia vecchia. Comunque, Grazie. direttore, vorrei farle a nome anche di Nino Donia un invito
a quando lei vuole, un giorno magari di ritornare, Con molto piacere. magari con più calma, di E io vengo aprire, volentieri perché siete gentilissimi. di aprire altre finestre Ma- sul passato, perché di cose da dire ce ne Ma sono ne tante. possiamo parlare di tutto e di più perché E organizziamo una giornata piena. sì. E io vi auguro veramente che la gente capisca e venga a trovare, anche se è un po' faticoso trovarlo. Non è Però vero. ho visto anche che c'è la prima insegna dove dice Museo del Calcio, cioè vi state organizzando Sarà bene. subito. Il comune sta Il facendo comune. la sua parte, piano piano. Le Io, strade sono io vi buone. dico che, e lo ripeto, sono stato felice e onorato di essere qui oggi perché ho visto qualcosa che merita il palcoscenico che c'ha, perché non ha importanza che non è a Catania o a Palermo, di una persona che ha saputo creare qualcosa di bello, veramente. E io spero di poter sempre portarvi e darvi una mano su quello che mi è possibile. Bene. Giovanni Rodi Rosso, Nino Donia. Allora, Facciamo- a nome del museo, in qualità di Nino Donia, che è il presidente, doniamo questa targa molto originale Sì, molto bella. al signor Giovanni Zappalà per la visita, con l'augurio di rivederlo ancora Con tanto piacere. e di essere qui con noi ancora altre volte. Senz'altro. Grazie. Sarò felicissimo di questo. Grazie. E questa spero di portarla alla prima emittente di Catania per farla vedere. Con molto piacere, sarà un onore anche per tutti noi. Grazie. Grazie a voi. È stata un'ora quasi che abbiamo parlato, veramente piacevole. Troppo bello, troppo. Andate a vedere cosa farà. Vi ringrazio. Dove te la metti ora questa? Nella stanza da letto? Me la metto vicino ai miei cimeli. Grazie. Dove arricchisci? Vogliamo fermare anche i palloni prima di concludere? Passo da me. Ah. Magari anche il pallone fermiamo così. Però qui ci vuole Questo una, qui. una penna. No, ma particolare. Fermiamo Guarda questo qua. Questo qua. Quello là, con dedica. Questo no, lo lasciamo va così bene. che merita. Qui è messo No, no, guarda. Così. No, no, veramente non è perché mi hanno fatto un po' le dolcini. Perfetto. Grazie direttore, è stato veramente un piacere e un onore. No, è stato un piacere mio. Grazie. Se mi crede non faccio complimenti.